Inizia questo nuovo anno scolastico con Leonardo Ciacia insieme al Niccolò Gallo. Ecco, lei oggi darà il saluto di benvenuto ai ragazzi. Sì, è un anno scolastico all'insegna di una grandissima novità. La nostra famiglia del Gallo si è arricchita dallo Ciacia, una scuola con una sua storia, con una sua importanza, con un suo trascorso che ne ha fatto un punto di riferimento per la nostra città e che adesso rientra a pieno titolo a far parte del Gallo Ciacia. E oggi è il giorno di accoglienza di tutti i ragazzi delle prime classi, di tutti gli indirizzi, sia del Gallo, dello Ciacia, del Nautico di Porto Empedocle. I ragazzi sono emozionati, anche un po' incuriositi logicamente e timidi, perché durante i primi giorni di scuola c'è ancora questo sentimento di timidezza che è diffuso, ma chiaramente verrà superato in brevissimo tempo nei prossimi giorni, e li abbiamo voluti fare accogliere dai ragazzi di secondo anno in modo tale che veramente si sentano incoraggiati e possano superare proprio questo primo momento di incertezza. Oggi incontreranno, oltre che la dirigenza, anche i consigli di classe, quindi i loro professori, e entreranno in quello che sarà lo spazio dove verranno generate conoscenze nell'arco dell'anno, verranno svolti progetti e verranno effettuate tante attività che li aiuteranno a crescere e li aiuteranno a diventare non solo delle persone colte, assicurando una conoscenza di base di tutte le materie a partire da quelle umanistiche, ma anche chiaramente poi con approfondimento delle discipline STEM, ma anche dal punto di vista crescita, anche dal punto di vista umano, relazionale, in modo tale che siano veramente delle persone che al termine del quinquennio possano aver acquisito un'autostima, come dire, sicurezza e una capacità di operare delle scelte consapevoli. Oggi, tra l'altro, è il 15 settembre, è una data importante perché è l'anniversario, il 32esimo anniversario dell'uccisione di Don Pino Puglisi. Sì. Un sacerdote che è stato un educatore, quindi per noi è un esempio, è un faro per far capire che si può aiutare i ragazzi ad avere un'alternativa diversa rispetto alla strada o anche a qualunque tipo di devianza, e si può grazie alla cultura, grazie all'impegno sociale, grazie a un sano protagonismo, praticamente i principi che cerchiamo di mettere in atto nella nostra scuola e che speriamo veramente di poter inculcare nei ragazzi nella maniera più naturale ma anche nella maniera più rigorosa possibile. Ecco, le nuove norme che interessano i ragazzi, l'uso dei cellulari, ecco, in questo senso cosa farete? Allora, chiaramente quest'anno c'è il divieto assoluto dell'uso degli smartphone, dei dispositivi personali a scuola, e per i ragazzi sarà un po' dura perché ormai questa generazione fa un uso sconsiderato del cellulare, ma come educatori ci aspetta questa sfida educativa, ma che non deve essere un mero divieto, un freddo divieto, anche se abbiamo predisposto il nostro regolamento, abbiamo pubblicato le circolari per tutti i componenti della comunità scolastica, ma principalmente dobbiamo rendere i ragazzi consapevoli di quelli che sono i rischi che corrono con un uso sconsiderato dei cellulari, quali per esempio la dipendenza, anche problemi alla vista, problemi della scarsa attenzione nei confronti di chi ci parla, la fattispecie dei professori a scuola. Quindi è un qualcosa, un divieto che non è stato fatto per capriccio, è veramente finalizzato a un miglioramento delle loro condizioni di benessere. Quindi l'importante è far capire questo, essere chiari, non erigere un muro che non avrebbe nessun risultato, sperando che i nostri ragazzi opportunamente coinvolti in questa novità riescano a essere forti, a resistere da un uso ormai incontrollato del cellulare.